sugli ospedali della Marca. Pronto soccorso in affanno per moltissime chiamate legate al Covid che vanno ad aggiungersi all'attività ordinaria. L'ULSS 2 pensa di dirottare il pronto soccorso i medici delle chirurgie generali. Il comando dei vigili di Conegliano perde 8 agenti su 31 perché non vaccinati. Il comandante Malamacci, costretti a tagliare servizi non essenziali, lancia un appello ai giovani per il bando per 7 nuovi agenti. Timido assalto al centro oggi a Treviso nell'ultima domenica prima di Natale, complice il brutto tempo, spesa media per famiglia circa 200 euro. Paura nella notte in una palazzina di via Zermanesa a Treviso per il rogo divampato in un appartamento a causa di un mozzicone dimenticato, evacuate 8 famiglie. È stato ritrovato in buone condizioni lo sci alpinista disperso da ieri in Alpago, ha trascorso la notte all'Addiaccio. L'appello del soccorso alpino a tutti coloro che affrontano escursioni in montagna. Carta plastica e rifiuti di ogni tipo abbandonati in quartiere Santa Bona. La segnalazione di un residente, speriamo prendano l'ecovandalo, ha detto. Il monumento dello scultore Gabriele Vazzoler con la Maria di Bergamassi, il milite ignoto inaugurato oggi nell'area golenale di Fagarè alla presenza di autorità militari e civili. Buona domenica, ben ritrovati a tutti voi. Partiamo con il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso in grosso stress proprio a causa delle centinaia di chiamate che arrivano tutti i giorni a causa del Covid. La direzione sta addirittura pensando di dirottare all'interno del reparto i medici delle chirurgie generali. Vediamo. 3.442 nuovi positivi e altre 9 vittime in Veneto, 673 i nuovi contagiati nella Marca e 2 i decessi. Il virus rallenta oggi ma la preoccupazione rimane altissima. Il Ministero della Salute ha inviato a tutte le regioni una circolare nella quale raccomanda una tempestiva attivazione di tutte le misure organizzative per fronteggiare un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria, anche correlato alla maggiore diffusione della variante Omicron. Domani il sequenziamento a campione dei tamponi per valutarne la diffusione sul territorio nazionale e poi la cabina di regia convocata per il 23 dicembre. Servirà anche a decidere se ci sarà bisogno di ulteriori misure. Sul tavolo l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e la possibilità di chiedere il tampone oltre al Green Pass per eventi o discoteche. Nella Marca in queste giornate si fa sentire molto forte la pressione, soprattutto sui pronto soccorso. L'attività del pronto soccorso risulta critica in tutti i pronto soccorso perché oltre all'afferenza di pazienti con problemi respiratori e come sappiamo il percorso del paziente Covid ha anche tutta una sua, un percorso dedicato e quindi con personale dedicato, ma abbiamo contemporaneamente tutte le altre patologie. Il telefono squilla in continuazione e molte sono le richieste di aiuto per patologie respiratorie legate al Covid. Noi gestiamo una media di 350 chiamate, diciamo come media ordinaria. Adesso stiamo superando di molto questo numero. E le chiamate per problemi correlati al Covid arrivano anche a 40-50 al giorno. Ci siamo già attivati con reperibilità aggiuntive, il numero di ambulanze aggiuntive e ci siamo già preparati e stiamo già attivando personale aggiuntivo. E per il periodo natalizio, nel quale si prevede un ulteriore incremento della pressione, l'azienda sanitaria ha intenzione di mandare personale dalle chirurgie generali in supporto ai pronto soccorso. Domani si passa in zona gialla, ma con l'ordinanza della Regione del Veneto è già obbligo di mascherina all'aperto. Siamo stati in città ultima domenica prima di Natale tra compere e accesso timido al centro storico anche a causa del brutto tempo. Oggi regali alla mamma, al papà, ai fratelli. Quanto spenderai? Oddio, ne ho già spesi un po', penso, non so, 100-200 euro, qualcosa così. Tanti o pochi regali quest'anno? Una via di mezzo. Quanto avrà speso di media? Di media avremmo speso sui 100-200 euro, non di più, perché non si può tanto. Oddio. Sui 200 euro. 200-300 euro. Pensierini per amiche e famiglia. Si spende il giusto, senza sempre esagerare, perché io sono per le cose utili e non guardiamo al consumismo. Natale
Natale alle porte, questa è l'ultima domenica utile per portare a casa gli ultimi regali. Centro affollato ma non preso d'assalto, complice la giornata umida e fredda che ha lasciato un po' a bocca asciutta anche gli artigiani delle bancarelle del centro. È che fa tanto freddo oggi, per cui probabilmente sono tutti un po' restii a uscire. Acquisti a singhiozzo i negozi di abbigliamento e pelletteria con meno passaggio rispetto ai Natali pre-Covid. Normale, di transito per le vie. Pochi acquisti. Ma come ti dico, è un sabato come tutti gli altri, come poteva essere un sabato di novembre, di ottobre, non di Natale. Si fanno degli acquisti, chiaramente stanno un po' attenti ai prezzi perché i prezzi attualmente sono alti. Tra 20 giorni, un mese scendono anche del 50%. Quindi è opportuno fare acquisti sensati. Va meglio per i negozi che vendono prodotti per il corpo oppure piaceri per il palato. Bene anche i negozi per fare regali di piccola taglia. Dai, ci stiamo riprendendo dall'anno scorso che è stato un po' più desolato, diciamo così. Sulle vetrine c'è chi ha approfittato per partire con le vendite promozionali oppure riservare ai clienti più fedeli lo sconto. C'è tempo anche per un po' di solidarietà con i peluche della Lilt, venduti anche grazie alla collaborazione di alcuni negozi del centro. La nostra Nina che noi proponiamo per giocare in corsia, che è un gruppo all'interno della Lega Italiana Lotta ai Tumori che fa servizio di volontariato in pediatria. Controlli sulle strade, soprattutto per accertare il corretto utilizzo della mascherina, come previsto dall'ordinanza regionale, che di fatto ha anticipato il passaggio in zona gialla di domani. Non ci saranno deroghe per nessuno e naturalmente ricordiamo che la sanzione è pesante perché parliamo di 400 euro di sanzione amministrativa. Sul fronte dei controlli 725 quelli effettuati dai vigili nell'ultima settimana, 110 nei pubblici esercizi. Solo una sanzione è stata elevata per mancanza di Green Pass a bordo di un mezzo pubblico. C'è stata paura nella notte in una palazzina in via Zermanesa a Treviso per il rogo innescatosi in un appartamento a causa di un mozzicone di sigaretta dimenticato in salotto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo una donna che si era addormentata nel momento in cui sono divampate le fiamme. La sua gatta è morta intossicata dal fumo. Nel corso delle operazioni di spegnimento sono state evacuate 8 famiglie residenti nello stabile. L'appartamento interessato dall'incendio è risultato inagibile. Da Treviso andiamo a Conegliano, obbligo vaccinale che tocca anche le forze dell'ordine e Conegliano è il comando nella Marca che rimane più azzoppato con 31 vigili meno 8. Il provvedimento che ho dovuto adottare, devo essere sincero, non l'ho adottato a cuor leggero perché dietro ogni persona c'è anche una famiglia da mantenere e quindi rimanere a casa sicuramente senza stipendio comporta delle difficoltà che non sono soltanto riferite alla singola persona ma abbracciano poi un nucleo familiare. Non vuole chiamarli irriducibili né tantomeno Novax. Il comandante della polizia locale di Conegliano, Claudio Mallamace, parla degli 8 vigili per i quali scatterà la sospensione dal servizio poiché non sono ancora in regola con il nuovo decreto che dal 15 dicembre impone per le forze dell'ordine l'obbligo del vaccino. Ed è il comando di Conegliano, quello nella Marca, che andrà più in sofferenza con un organico che oggi si compone di soli 31 vigili per un bacino di utenza di 5 comuni, 72.000 abitanti. Sono colleghi che sono ben inseriti nell'organico, tra l'altro un organico con questi numeri che possiamo definire anche a livello familiare. Sicuramente è impattante sull'efficienza del servizio o perlomeno di alcuni servizi. Stiamo cercando di tagliare proprio quei servizi che non sono particolarmente essenziali. Vigili impegnati in questi giorni anche nella chiusura dell'esercizio finanziario e nella preparazione del bilancio per il prossimo anno. Il comando, già azzoppato per la perdita di alcuni vigili che hanno vinto concorsi per stazioni più vicine a casa, ha lanciato un bando per 7 nuovi agenti che scade proprio a fine anno. Le porte sono aperte, noi accogliamo i giovani volenterosi, soprattutto i giovani, affinché possano crescere e portare la divisa, oltre che crescere da un punto di vista professionale, io ritengo che sia anche una crescita come uomo, perché ti imprime quei valori che magari di rispetto, che nella società vedo che pian piano stanno subendo un periodo di decadimento.
È stato ritrovato in buone condizioni lo sci alpinista disperso da ieri in Alpago. Abbiamo sentito gli uomini del soccorso alpino che hanno lanciato un appello a chi si avvicina alla montagna in questo periodo. Probabilmente non aveva grossa visibilità durante la traccia di discesa, però in modo fortunoso è riuscito a passare la notte a temperature molto rigide e con pochi problemi fisici, quindi molto bene. Non nasconde la gioia Alex Barattin, delegato bellunese del soccorso alpino, per il ritrovamento in vita dell'amico sci alpinista disperso da ieri dopo il mancato rientro da un'escursione in Alpago. Il 47enne è stato ritrovato in tarda mattinata in una dolina dove era caduto e dove ha trascorso la notte all'addiaccio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Belluno per una sospetta lesione alla spalla, ma poteva andare davvero molto peggio. Di qui l'appello del soccorso alpino a tutti coloro che affrontano escursioni in montagna, molto più numerosi con l'approssimarsi delle vacanze natalizie. In questo caso siamo stati fortunati perché siamo riusciti a trovare la persona in vita, ma ricordiamo a tutti che se utilizzate il telefonino lasciate detto a casa innanzitutto dove andate, lasciate un biglietto in macchina del tracciato che volete fare, perché diventa fondamentale avere informazioni quando andate da soli. Sconsigliamo la gita da soli. Poi abbiamo delle app di sicurezza che sono l'app di GeoResc gestita dal soccorso alpino in collaborazione con il CAI, che permette la tracciatura in tempo reale dell'apparato telefonico. Un'app di sicurezza che potrebbe veramente salvare la vita, come in questo caso avremmo potuto trovare Giorgio ancora ieri sera. Capite che passare 24 ore quasi all'addiaccio con queste temperature non è cosa banale. Ecco, questo volevamo ricordarlo. Il vescovo di Treviso, Monsignore Michele Tommasi, alla manifestazione corteo a Santa Maria di Sala in difesa della Speedline, la ditta minacciata dalla delocalizzazione con il rischio di perdita di almeno 600 posti di lavoro. In apertura sono stati anche osservati 2 minuti di silenzio in ricordo di Giuseppe Taccin, artigiano di Resana, stritolato dal suo tornio venerdì sera, e Daniele Zacchetti, carpentiere schiacciato da una gru al porto di Trieste nella stessa giornata. In 1000 hanno manifestato con i sindacati FIME e FIOM in un lungo corteo dalla sede di Tabina fino a Cafarsetti. Ad accogliere il corteo tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana, l'assessore Elena Donazzan, i parlamentari veneti Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani, il patriarca Francesco Moraglia e appunto il vescovo di Treviso Tommasi. Ai lavoratori e alle lavoratrici ha detto: assicuriamo tutta la nostra solidarietà. Siamo alle elezioni provinciali. Stefano Marcon riconfermato presidente con oltre il 70% delle preferenze. Elezioni provinciali, Stefano Marcon è stato confermato presidente, una rielezione senza sorprese visto che era candidato unico alla guida del Sant'Artemio. È una soddisfazione, un lavoro che insomma ha portato avanti sino ad oggi grazie ai consiglieri che mi hanno aiutato sinora e con i quali quelli che sono stati riconfermati con i nuovi proseguiremo soprattutto su scuole e strade, che sono le 2 competenze fondamentali. Rinnovato anche il Consiglio provinciale con 3 seggi alla lista Avanti Treviso, capitanata da Fabio Chies, 9 a quella Marcon presidente, 1 ai civici di Marcon presidente e 3 alla lista del centro-sinistra amministratori di Marca. Elezioni di secondo livello perché dopo la riforma delle province a votare non sono più i cittadini ma i sindaci ed i consiglieri comunali con i voti pesati in base alla popolazione dei comuni. Un'anomalia, sostiene Marcon, che deve essere modificata riaffidando ai cittadini il compito di scegliere i propri amministratori. Le province, anche in virtù del nuovo PNRR, devono essere enti che calano sul territorio le risorse. Abbiamo dimostrato di essere capaci di farlo, specialmente, ribadisco, nel mondo scuola. In provincia di Treviso sono quasi 100 milioni di euro tra gli interventi fatti, quelli in corso e quelli programmati, e non è semplice fare queste cose. Quindi l'auspicio mio e di molti altri presidenti di provincia è che il sottoscritto sia e rimanga l'unico presidente di provincia eletto dai consiglieri, eletto con il sistema del secondo livello. Andiamo in quartiere, siamo a Santa Bona per la segnalazione di un residente, guardate. Via dell'Immacolata, faccio la mia passeggiata con Sharon, la mia solita passeggiata
perché anche lei poverina ha bisogno di fare le sue cose, e mi ritrovo sta cosa qua, discarica a cielo aperto. Ed eccola la discarica di Via dell'Immacolata, quartiere Santa Bona, domenica mattina. La segnalazione arriva da un residente. A terra cartoni di imballaggio, la scatola di un rubinetto, sacchi pieni di plastica e indifferenziata, decine di bottiglie di acqua e Coca-Cola, tantissimi pacchetti di sigarette vuoti. Tutto alle spalle della panchina del quartiere in una piccola area verde che la segnaletica stradale indica come area gioco, area residenziale. Abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, però può costare molto caro a prescindere dalla quantità di rifiuto abbandonato. Chi abbandona rifiuti infatti rischia una multa da 300 a 3.000 euro, sanzione che viene raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi, mentre la sanzione diventa penale se il comportamento illecito è compiuto da un'impresa oppure se il materiale abbandonato è riconducibile ad attività professionale. Il rifiuto è stato abbandonato nella notte, la scoperta questa mattina è già stata segnalata ai vigili. E proprio per combattere il degrado il Comune di Treviso ha tolto la panchina davanti alle scuole elementari Manzoni. Questa volta siamo in quartiere Sant'Antonino, una scelta che è stata applaudita dall'ex sindaco Giancarlo Gentilini, lo sceriffo famoso proprio per aver tolto le panchine. Il Vangelo secondo Gentilini, che dice che le panchine sono una prerogativa per i cittadini che hanno lavorato e che vogliono riposare, e non per i vagabondi e non per i personaggi che non sanno cosa fare tutto il giorno. Io le avevo eliminate e vedo che non soltanto in Italia ma anche all'estero hanno copiato il sindaco Gentilini. Gli valse l'appellativo di sceriffo e lo rese famoso in tutta Italia, con lui il nome della città di Treviso. Era il 1997, Gentilini alla guida della città da 3 anni, stanco dei continui episodi di degrado in via Roma, dall'oggi al domani scelse di togliere le panchine dove decine di giovani passavano le giornate. Così come minacciò di fare anni dopo in Restera. Era il 2009. Proprio in quel periodo farà alzare le barricate sui giardinetti Sant'Andrea per proteggerli dai vagabondi, blindando di fatto l'unico polmone verde del centro storico dopo le mura. Nel suo programma la decisione di illuminare a giorno le mura cittadine e poi le passeggiate per le strade anche di notte. A distanza di molti anni Gentilini fu copiato anche a Ferrara, dove il sindaco fece togliere le panchine ai giardinetti. Al mio tempo avevo le pattuglie che giravano di giorno e di notte. Io pretendo che anche il sindaco Mario Conte applichi anche quella forma di sicurezza. Andiamo in Villa Margherita, dove oggi c'è stata una giornata davvero di festa. È stato consegnato il premio Bontà di Rete Veneta a Michela Morutto e ai suoi 2 bambini. Il maggiore Mattia martedì è diventato alfiere della Repubblica per l'impegno con il quale assiste il papà affetto da Alzheimer. Io sono la moglie e questi sono i figli di un giovane ammalato di Alzheimer che si è ammalato a poco più di 40 anni nel mezzo della vita, nel mezzo delle forze, quando doveva godersi la famiglia, i figli, e che la malattia purtroppo un pezzo al giorno ci sta portando via. È andata Michela Morutto e ai suoi 2 bambini, Mattia ed Andrea, alla 7ª edizione del premio Bontà di Rete Veneta. Questa famiglia di Concordia Sagittaria è ora conosciuta in tutta Italia dopo che il piccolo Mattia, a 12 anni, è stato nominato alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella per avere assistito il suo papà, aiutandolo in tutte quelle cose quotidiane che non riusciva più a fare. Ho capito che da sola non ce la faceva e tutte quelle cose che mio papà aveva fatto per me avrei dovuto farle io per lui. Io chiedo da anni che ci sia un riconoscimento per la figura del caregiver, per non essere lasciati soli, abbandonati, e come dice Mirella le medaglie fanno bene e i riconoscimenti, le pacche sulle spalle sono all'ordine del giorno, ma non si vive con le pacche sulle spalle, non si portano avanti le battaglie con solo le pacche sulle spalle, c'è bisogno di qualcosa in più. A mamma Michela e ai suoi bambini è stato quindi assegnato il premio Bontà, che oltre al simbolico riconoscimento dà anche un concreto sostegno economico. Tanta emozione stamane a Treviso in Villa Margherita per la consegna, quando Mattia ha ricordato la visita al Quirinale che lo ha visto diventare alfiere della Repubblica. Prima di ritirare questo premio ero terrorizzato, avevo paura
però quando mi sono messo lì vicino a Mattarella e tutto è scomparso mi sono sentito molto felice. E a Villa Margherita è stata una giornata di festa con Mirella Tuzzato e l'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi che hanno rivitalizzato questo bellissimo spazio allietando la domenica di tante persone con laboratori creativi per i bambini, di Moving School, l'ipoterapia, il coinvolgimento degli alunni dell'Epido Rocco che hanno distribuito i loro biscotti in cambio di un'offerta solidale per le famiglie in difficoltà. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco.